chiamo Enrico Maria Davoli e insegno storia della decorazione all'Accademia di Belle Arti di Bologna. Quello che facciamo oggi è il primo passo in una storia della decorazione attraverso i suoi motivi più importanti, motivi che appunto ne fanno la storia, ne decretano i passi, gli sviluppi. Ricostruire l'identikit di questi motivi è il primo atto, secondo noi importante, per rendere questi motivi di nuovo familiari e circolanti in una prassi artigiana della decorazione, degli oggetti e del nostro vissuto quotidiano. La materia prima della decorazione è l'ornatistica. L'ornatistica è costituita da un repertorio di motivi base che si possono comporre e ripetere. Questi motivi sono la storia della decorazione. La rosetta è uno dei più importanti di questi motivi. Si tratta di un motivo floreale, come dice il nome, a composizione centrica e radiale, la cui origine si perde nella notte dei tempi. Ed è un'origine storica. L'immagine che vedete è quella di rosette romane, di archi di trionfo romani. Tuttavia non dobbiamo pensare che la rosetta, come tutti i grandi motivi ornatistici, abbia un'esistenza limitata all'architettura. La rosetta la troviamo anche negli oggetti, ad esempio nell'oreficeria. Qui vedete una cloisonné di età longobarda, oppure nella ceramica, come vedete dal piatto a fianco. La troviamo anche nel ricamo oppure nell'arredo domestico. Quella che vedete qui è una borsa degli anni 30 dove la rosetta viene ristrutturata secondo i dettami dell'Art Déco, oppure vedete la rosetta del campanello che forse alcuni di voi hanno ancora alla porta della propria casa. E la trovate poi, pensate a quante volte ci avete camminato sopra, nei pavimenti e nei rivestimenti, ma anche per esempio nei ferri battuti e lavorati che decorano i cancelli della casa in cui abitate. C'è anche un problema di scale dimensionali che portano a considerare la dilatazione del termine. Se ci spingiamo alle scale dimensionali maggiori, la rosetta diventa rosone, e a volte la cosa viene usata in maniera assolutamente sinonima, ma appunto i rosoni storici che noi conosciamo sono quelli delle grandi piazze oppure delle cattedrali medievali. Al contrario, se scendiamo alle scale dimensionali molto minori, la rosetta si trasforma in un puro e semplice bottone, in un oggetto puntiforme, liscio, scarsamente connotato dal punto di vista figurativo e che tuttavia serve a punteggiare lo spazio. Come si struttura la rosetta e qual è quindi l'ingranaggio che fa funzionare la rosetta negli apparati decorativi? Beh, a seconda delle opportunità, poiché le rosette appunto rientrano in un formato comodamente quadrato, le rosette possono moltiplicarsi o in una sola direzione, quindi formare un fregio, oppure possono moltiplicarsi in tutte le direzioni dello spazio ricoprendo interamente un piano bidimensionale. I due esempi che vedete qui sono quelli di un fregio dell'antica Roma o di una banale carta da parati. Banale fino ad un certo punto, perché appunto la rosetta impreziosiva queste carte da parati facendole somigliare a dei rivestimenti in tappezzeria. La forma canonica della rosetta prevede normalmente la corolla e i petali, che appunto sono tipici di un fiore, ma è normalissimo trovare nella rosetta anche degli elementi presi a prestito dalla forma delle foglie, quindi sostanzialmente delle ristrutturazioni che hanno a che fare con una caratteristica metamorfica né figurativa né astratta che è tipica di tutto il linguaggio della decorazione. Dicevamo della forma quadrata in cui la rosetta modularmente rientra e si distribuisce nello spazio. La forma rotonda della rosetta può essere comodamente dilatata ad occupare anche tutto il quadrato, quindi si tratta appunto di un motivo estremamente flessibile e modificabile a piacimento. Basta poi pochissimo per passare dalle forme floreali della rosetta vera e propria a forme stellari o comunque geometriche. Tutta la decorazione araba, gran parte della decorazione islamica, è composta di quelle che noi chiameremo rosette ristrutturate secondo gli stilemi di un'arte aniconica, non figurativa. Le forme delle rosette, del resto, ci sono molto familiari perché fanno parte anche del nostro vissuto quotidiano. Quanti oggetti della nostra vita quotidiana, e qui ne vedete due che non hanno bisogno di presentazioni, hanno in realtà a che fare con la geometria e le valenze decorative della rosetta. La ruota dell'antico carro contadino appunto e la carrucola.
C'è poi il tema della simbologia della rosetta. Al di là del semplice elemento floreale, è chiaro che l'origine più antica ha a che fare con una simbologia solare, con la circolarità appunto e con l'irradiazione. E appunto da qui capiamo il successo ininterrotto e la grande possibilità di utilizzazione che in tutte le geografie e in tutte le epoche ha avuto la rosetta, cioè l'evidenza stessa della simbologia solare, la facilità di associarla con temi della nostra esperienza quotidiana ne fanno uno dei motivi più universali, persistenti e variati nel patrimonio della decorazione, qualunque sia la tecnica e la scala dimensionale che vengono prescelte.